ritrovati al Notice di Antenna 3. E allora andiamo subito a dare uno sguardo insieme agli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. Vi segnalo che nel prossimo weekend nel centro storico di Treviso c'è campagna amica in città. In piazza Borsa ci saranno le fattorie didattiche e le fattorie sociali per conoscere tutti gli aspetti del mondo contadino. In piazza Giustinian invece troverete il mercato di campagna amica con le varietà di prodotti a chilometro zero da poter acquistare. E poi ancora cooking show, attività per bambini, sfida tra Dragon Boat e picnic ai giardini di Sant'Andrea. Domenica 13 ottobre a Codognè, in provincia di Treviso, avrà luogo la 19ª edizione della Festa della Mela Cotogna e la seconda edizione della Fiera Veneta delle piccole produzioni locali. Dalle 10 alle 18 stand gastronomici, mercato dell'artigianato e spazio bimbi e ancora spettacoli di cooking show, musica e danza. La 45ª mostra mercato dei marroni del Monfenera vi aspetta a Pederobba con un trionfo di eventi e iniziative da non perdere. Sabato dimostrazione di ballo e serata danzante dalle 21. Domenica mercatino dell'artigianato, laboratorio didattico a tema legno per bambini che poi potranno anche fare un giro in sella ai poni. Dalle 15:30 canti popolari e antichi mestieri con la pastoria del Borgofuro e alle 21 musica con i Favaro Band. Tutte le sere ricco stand gastronomico. Domenica 13 ottobre al Centro Culturale Aldo Moro a Cordenons, provincia di Pordenone, ci sarà lo spettacolo dei Papu, piccolo recital. A partire dalle ore 10 i Papu appunto porteranno una ventata di ironia e divertimento nel loro perfetto stile comico, davvero da non perdere. Il mondo del volontariato marcia compatto sfidandosi per un giorno sul campo dell'edizione numero 46 della 24 ore di San Martino Trofeo Sinteco. Il prossimo 13 ottobre saranno 35 le squadre in campo allo stadio comunale di Belluno. Alle 15:15 ci sarà anche il via ufficiale della 24 ore giovani Trofeo De Bona Motors dedicata ai più piccoli e nell'area circostante allo stadio anche stand di associazioni locali impegnate nel fine solidale. Nel 1931 fu inaugurato il Cristo Redentore di Rio. Una delle 7 meraviglie del mondo, simbolo della città e del Brasile, alta 38 metri, domina dal monte Corcovado lo splendido panorama della baia di Rio. È stata più volte danneggiata da temporali. Il caso più recente risale al gennaio del 2014, quando un fulmine ne provocò il distacco di un dito della mano destra. Nessuno può farti sentire infelice se tu non glielo consenti. Franklin Roosevelt. Bene, dal Notice di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.